Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona del 25 febbraio. La società ha annunciato che in una prima fase, e precisamente dalle ore 12 di giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 23:59 di giovedì 6 febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati, per poi diventare libera per tutti dal 7 febbraio. Molte polemiche sono sorte sui social e sui vari forum per il costo elevato della curva, ben 70 euro. È la cessione più attesa in casa Juve, ma sembra che per ora le trattative si siano arenate. Stiamo parlando dell'affare Emre Can Borussia Dortmund, che vedrebbe il centrocampista turco, ormai da mesi ai ferri corti con Sarri, lasciare Torino per volare in Germania. Manca poco alla fine della sessione invernale di calciomercato, ma sembra che le società abbiano problemi a trovare un accordo. Per quanto riguarda le modalità, sono due le possibili formule: cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. A livello di costi invece la Juve vorrebbe ottenere 30 milioni in cambio della cessione dell'ex Liverpool, ma il Dortmund non è mai andato oltre i 20-22 milioni più bonus. Forse 25 milioni sarebbe un compromesso ragionevole, ma finora la società tedesca non si è mostrata molto flessibile, quindi il club bianconero potrebbe ripiegare all'ultimo momento su Tottenham o Barcellona, o addirittura decidere di far saltare la cessione del giocatore. È ufficiale, Carles Perez è un nuovo giocatore della Roma. L'esterno arriva nella capitale a titolo temporaneo a fronte di un corrispettivo di 1 milione di euro. L'accordo prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni a condizione che si verifichino determinate circostanze sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile fino a un massimo di 4,5 milioni di euro per bonus legati al raggiungimento di obiettivi calcistici. Il contratto, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024. Jorge Lorenzo torna subito in pista, anche se solo come collaudatore. La Yamaha ha infatti annunciato l'ingaggio del 5 volte campione del mondo come collaudatore per i test del 2020, una soluzione che lascia una porta aperta a una sua eventuale partecipazione a qualche gara. Lo spagnolo si era ritirato al termine dello scorso motomondiale corso sulla Honda. Lorenzo esordirà nella sua nuova veste già in Malesia, dove dal 2 al 4 febbraio si terrà una sessione di test in vista dell'avvio del motomondiale.